Questa è una fiera nuova, la prima edizione, professione legno energia, tutto quello che le biomasse che sono molto presenti in questo territorio possono dare a quel contributo che l'Italia deve raggiungere di 17% della propria produzione che dipenda dalle energie rinnovabili. E qui noi abbiamo un palcoscenico unico, abbiamo 50 aziende che arrivano non solo dall'Italia, ci sono le esperienze anche austriache, degli amici della provincia di Bolzano, della montagna fiorentina. Abbiamo tutta una serie di opportunità per sciogliere anche i nodi, le preoccupazioni che possono accompagnare, soprattutto per quanto riguarda il tema di questa mattina, con la presenza dell'assessore regionale Conte sulle emissioni in atmosfera, le dimensioni ottimali per realizzare una centrale che possa dare solo risultati positivi. Questo è un territorio particolare, ad esempio, come quello del Bellunese, ricco appunto di materia prima, ricco di forestazione e soprattutto ricco anche di quella che è una potenzialità della qualità dell'aria. Però bisogna conservarlo e penso che questo sia anche l'obiettivo che rientra nell'ambito del piano di tutela regionale dell'aria, che vede quest'area sicuramente interessata all'innovazione e alla produzione di energia da biomassa. E qui oggi stiamo presentando un lavoro portato avanti in più di un anno assieme con AIEL, che fa il punto su quello che è uno dei temi più dibattuti intorno al legno energia, che è quello della cosa avviene durante la combustione. Il convegno di oggi fa chiarezza, dice che ovviamente le moderne tecnologie hanno ridotto enormemente le emissioni residue sono delle emissioni assolutamente compatibili, in fondo tutti siamo abituati a convivere con la combustione del legno da millenni, da quando l'uomo ha iniziato il suo percorso tecnologico, e sappiamo che queste emissioni non sono neanche lontanamente comparabili a quelle di altre fonti di tipo industriale. Abbiamo raccolto le migliori informazioni a scala europea che esistono in bibliografia, ma l'esperienza è fatta dai migliori centri di ricerca internazionali sulle effettive emissioni prodotte dalla combustione del legno. E le conclusioni sono estremamente interessanti. Quando si utilizzano le tecnologie giuste e si usano la qualità dei combustibili legnosi, si riescono a ottenere risultati molto importanti sull'abbattimento delle polveri sottili, e questo è un messaggio da dare in maniera anche rassicurante. Ovviamente bisogna lavorare sulle migliori tecnologie. Qui oggi siamo come ente sperimentale Veneto Agricoltura della Regione Veneto per presentare quello che è un fattore importantissimo, la lavorazione praticamente di tutto il materiale legnoso che può venire recuperato, non solo come legna da ardere, ma anche tutto il materiale cippato che abbiamo visto che tranquillamente si può asportare dai fossi, può essere recuperato dalla pulizia dei canali e tutto quello che è il contesto particolare. E Veneto Agricoltura, dopo aver attuato questa sperimentazione, è in grado, in collaborazione con la Regione Veneto, di poter dire qualcosa, di poter dire alla gente di sfruttare appieno un prodotto nuovo che abbiamo nel territorio veneto, ma soprattutto un prodotto che può sostituire tranquillamente le fonti petrolifere, per cui una maniera nuova di lavorare, una maniera nuova di scaldarsi, una maniera nuova soprattutto di produrre reddito per le aziende, ma una maniera soprattutto importante, nuova e genuina anche per il riscaldamento familiare e per tutto quello che è collegato.